Ci eravamo lasciati 4 anni fa con la vittoria del referendum, demandando, come previsto dalla legge, tutte le pratiche burocratiche alle istituzioni, Stato, Regioni, Province, Comune. Avevamo chiuso il nostro incontro citando un aforisma di Stanislao Lem che dice: anche il tremito dei cittadini incrina le fondamenta dello Stato. Il nostro è un piccolo tremito, vedano di non farlo diventare un incontrollabile uragano. I signori del PD, seduti a Venezia, che davano parere favorevole a Belluno perché non gli interessava niente di Lamon, non era il loro territorio, qua nel Portogruarese hanno sempre detto di no perché avrebbero perso i loro privilegi. Questo dobbiamo dirlo chiaro e tondo a tutti quanti, perché si sappia che i politici ci stanno prendendo per i fondelli per rispettare i loro interessi. I politici quello che vogliono è aumentare lo stipendio, ma il Salia dovrebbe rispondere alla volontà nostra, ma se noi non sapremo imporre la nostra volontà perché siamo divisi, perché non ci interessa, e allora continuerà sempre a fare quel che vuole, come qualsiasi persona che si dà un incarico, se dopo si lascia fare quel che vuole, il mangia anche tutto quel che aveva con scarsità. E questo sta succedendo, o se per rispondere anche a Giampiero, o se si mette in testa che protestare bisogna scegliere come che fa il meridione, sceglie, ferma le ferrovie, ferma le strade, qua non passa nessuno, perché? Perché le leggi le fanno che noi abbiamo un diritto da questo, noi non vogliamo più, vogliamo il nostro, ma noi se stiamo a casa, e questo è anche un invito romano, bisogna protestare, e se volete, se con un caffè, bisogna andare a non fermare le strade, fermare le ferrovie, fermare i ponti, le televisioni che si dice che la legge fatta da voi politici prevede questo, abbiamo fatto tutti i passaggi, se voi che non avete fatto il passaggio, cioè la legge, troppo comodo non rispondere, abbiate il coraggio di dire di no a 5, dite di no a 5, ma dopo se mettiamo a discutere perché no? Andiamo a discutere, invece no, non rispondere, come quando che uno dice che ha la coscienza sporca, non vuol parlare del problema. E quando che viene l'elezione, sentivo dalla relazione, sempre dalla parte della gente, sempre dalla parte della gente. Mi pare che li capisci dentro tutti un poco, no? Chi più, chi meno, non si salva nessuno, ma non si salvava neanche noi. Ricordate che non si salvava neanche noi. Francesco mi ha preceduto sulla proposta che volevo farvi alla fine, perché abbiamo ancora 5 minuti purtroppo, no? Innanzitutto l'idea di trovarci magari entro breve tempo, con più tempo a disposizione soprattutto, no? E nel frattempo parlarne fra di noi, tutti quanti insieme, per decidere cosa vogliamo fare, che tipi di manifestazione vogliamo fare. Ci coordineremo con gli altri comitati degli altri paesi, di Sappada, di Lamon, eccetera, no? Per fare una manifestazione che cominci a richiamare la gente. Forse otteniamo poco, però se insistiamo, prima o dopo qualcosa